Case di comunità, ci sono i fondi dall'Europa oppure no? Medicina territoriale, il governo rinuncia alla riforma, quindi questo come impatterà sulle nostre case di comunità? Il Veneto ha ancora criticità per quanto riguarda le liste d'attesa e se sì, come si andranno a risolvere? E infine l'ospedale di Padova, il famoso ospedale di Padova. Quale sarà l'ospedale del futuro? Ne parliamo con l'assessore alla sanità della Regione Veneto, Gino Gerosa. Scheda. Cardiochirurgo di fama internazionale, docente universitario e oggi assessore regionale alla sanità, Gino Gerosa è una delle figure più autorevoli della medicina italiana, protagonista di alcune delle più importanti innovazioni nel campo della cardiochirurgia. Per decenni ha guidato interventi e attività di ricerca all'ospedale di Padova, contribuendo allo sviluppo delle nuove frontiere della chirurgia cardiaca. Ha preso parte a interventi pionieristici che hanno attirato l'attenzione della comunità scientifica internazionale, consolidando il ruolo di Padova tra i principali centri europei della cardiochirurgia. Accanto all'attività clinica e chirurgica, Gerosa ha svolto un'intensa attività accademica e di ricerca, formando generazioni di medici e contribuendo alla diffusione dell'innovazione tecnologica in ambito sanitario. Dal 2025 ha intrapreso una nuova sfida nelle istituzioni, assumendo l'incarico di assessore regionale alla sanità, un passaggio dalla sala operatoria alla guida politica di uno dei sistemi sanitari più importanti del paese, con l'obiettivo di mettere al servizio dell'amministrazione pubblica l'esperienza maturata in una vita dedicata alla cura dei pazienti, alla ricerca scientifica e all'innovazione. Bentrovati quindi ai nostri telespettatori e ben trovato all'assessore Gino Gerosa. Buongiorno, ben arrivato. Dunque, andiamo subito nel tema caldo. Il governo pare insomma ha rinunciato al decreto legge sulla riforma della medicina territoriale, ma a questo punto le case di comunità che fine fanno? Cosa cambia? Allora, per il Veneto devo dire che cambia poco o nulla, perché siamo riusciti fortunatamente a svincolarci quindi dalle problematiche centrali, avendo chiuso con i medici di medicina generale un accordo recentemente, a metà del mese di giugno, che ci permetterà quindi di dar corpo e vita alle case di comunità. Quindi un Veneto che si è adottato, si è attrezzato, si è dato da fare per risolvere anticipatamente il problema e quindi queste case di comunità ci saranno. Esatto, con l'AIR, con l'accordo integrativo regionale, siamo stati, devo dire, regione capofila a livello nazionale e quindi chiudendo l'AIR, grazie soprattutto alla grande disponibilità, che ringrazio ancora, dei medici di medicina generale attraverso i loro sindacati, siamo riusciti appunto a chiudere un accordo che ci permette quindi di realizzare in pieno quindi non solamente l'hardware che sono i muri, le mura delle case di comunità, ma anche con il software, quindi con i professionisti che lavorano all'interno delle case di comunità. Benissimo. Andiamo invece su un tema che è legato proprio al cittadino, che è quello delle liste d'attesa. Sappiamo che insomma è una cosa importante, il Veneto è sempre stato diciamo, messo bene da questo punto di vista, anche se forse si può sempre far di meglio, c'è chi dice che in certe zone ci sarebbe bisogno di intervenire, in altre zone invece siamo messi meglio. Com'è la situazione? Dov'è che nelle informazioni regionali c'è più bisogno di intervento? Dove sono le maggiori criticità nel Veneto? Allora, la buona notizia è che, dati recenti rilasciati da Agenas, il Veneto si colloca nelle prime posizioni per quanto riguarda la risposta alle liste di attesa. E il dato molto interessante è, soprattutto per il governo regionale, il fatto che a confronto dei primi 4 mesi del 2026 rispetto ai primi 4 mesi del 2025 c'è stato un ulteriore miglioramento. Quindi da questo punto di vista siamo molto soddisfatti e quindi ringraziamo tutti i professionisti che si sono impegnati per questo. Chiaramente, come sottolineava lei, restano ancora una serie di problematiche, ma alzerei un attimino l'asticella dicendo che in realtà noi come sistema sanitario regionale vogliamo fornire salute, non vogliamo fornire prestazioni, perché non è un'equivalenza o l'equazione più prestazioni uguale più salute, non è questa l'equivalenza, anche perché per la legge di Romer se noi forniamo ancora più prestazioni ci sarà un'ulteriore richiesta di prestazioni, quindi se abbiamo bisogno di 30.000 prestazioni e ne forniamo 32.000, subito dopo ne avremo bisogno di 40.000, quindi noi vogliamo fornire salute ai cittadini. Però le liste di attesa sono il percepito da parte dei cittadini della funzionalità di un sistema e quindi bisogna ulteriormente migliorare e ridurre soprattutto i tempi di attesa. Adesso dovremmo riuscire a partire nelle prossime settimane con un progetto a me molto caro,
che è il fatto che sulle ricette B, che sono quelle con il tempo di attesa dal momento del rilascio della ricetta all'esecuzione della prestazione più breve rispetto alle altri tipi di ricetta, dovremmo riuscire a consentire al cittadino di uscire dall'ambulatorio del medico di medicina generale con già assegnato giorno e orario della visita. Questo sarebbe già un successo. E ulteriormente possiamo alzare l'asticella, ad esempio per i pazienti cronici, penso ai diabetici, ai pazienti con insufficienza cardiaca, ai pazienti con broncopneumopatie, cioè i pazienti cronici, applicare quanto accade già con i pazienti oncologici, che nelle visite di controllo successive vengono già fissate dal sistema e quindi il paziente non deve più andare a rincorrere le visite di controllo. Quindi ecco, qui si percepisce la sua esperienza ormai di lungo corso come medico, come chirurgo, più che come politico, quindi si va sul pratico e si cerca di andare a risolvere il problema alla radice. Ecco, secondo lei con queste azioni si va nella direzione della più prestazione o più salute? Allora, si va nel tentativo di soddisfare entrambi i bisogni, perché come ho detto prima, il percepito del cittadino nell'immediato è l'attesa di una prestazione, di una visita specialistica piuttosto che un esame strumentale. Con queste modifiche che nascono dall'esperienza di aver lavorato all'interno del sistema sanitario regionale, naturalmente cerchiamo di dare una risposta efficace ed effettiva sui bisogni del cittadino e del territorio. Quindi traducendolo per chi ci segue da casa, il cittadino che esce con in mano una prescrizione e già una prenotazione, quindi non deve impazzire per cercare di capire dove vado a fare adesso questa visita, questa cosa, avrà un percepito di un'efficienza elevatissima e nello stesso tempo però si va a soddisfare i suoi bisogni di salute perché effettivamente la prestazione poi viene data. Esatto, a questo poi possiamo alzare ulteriormente l'asticella perché dobbiamo pensare che deve esserci, come dire, un'appropriatezza, perché questo è fondamentale in medicina, l'appropriatezza, cioè il fatto che noi forniamo delle prestazioni, delle cure che hanno un risvolto positivo, quindi l'appropriatezza diventa cogente, diventa fondamentale per ottimizzare il sistema e quindi c'è un'appropriatezza prescrittiva e un'appropriatezza richiestiva, quindi lavorando a tutti questi livelli si dovrebbe riuscire a migliorare ulteriormente il sistema e alzare l'asticella, perché come diceva prima lei possiamo fare meglio, ma forse potremmo tradurlo in dobbiamo fare meglio. Interessante. Ecco, c'è poi un altro tema che ultimamente è sulla bocca di tutti, che è quello dell'intelligenza artificiale o della telemedicina, perché poi delle volte anche si sposano insieme le due cose. C'è chi dice che alcune professionalità mediche andranno a scomparire, ad esempio tutte quelle specialità dove si va a fare un'analisi visiva di quello che potrebbe essere il problema, che sia un dermatologo per esempio, mi viene in mente, piuttosto che un radiologo. Ecco, secondo lei quale sarà la medicina del futuro e quanto impatterà questa intelligenza artificiale di cui poi tutti parlano? Allora, parlerei più genericamente di nuove tecnologie. All'interno di queste nuove tecnologie c'è anche l'intelligenza artificiale, che io amo definire intelligenza artificiosa, perché traducendolo in latino il termine artificioso ci dà il senso che l'intelligenza artificiale manca della consapevolezza che è tipica dell'intelligenza umana. E quindi l'intelligenza umana al momento attuale ha un asset superiore rispetto all'intelligenza artificiale perché quella è solamente artificiosa e manca di consapevolezza. Come giustamente diceva lei, l'intelligenza artificiale sicuramente ad esempio nella diagnostica per immagini o nelle diagnostiche in generale anche di laboratorio ha naturalmente un impatto importantissimo perché l'uomo può immagazzinare un certo numero di informazioni, mentre l'intelligenza artificiale ha la capacità di immagazzinare milioni di informazioni e quindi ad esempio nel dare risposte ad esami di imaging chiaramente è sicuramente molto più performante. Però anche in altre specialità, penso alla cardiochirurgia che è stata fino a ieri la mia specialità, sicuramente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale aiuterà tantissimo, sia nella fase di programmazione dell'intervento, sia durante la fase intraoperatoria, sia nella fase post-operatoria, perché abbiamo la possibilità di trasmettere al chirurgo tutta una serie di informazioni in tempo reale che gli permettono di prendere decisioni e di disegnare strategie terapeutiche in maniera ottimale perché ha un maggior numero di informazioni. Quindi sostanzialmente l'intelligenza artificiale sarà un po' come succede anche quando, non so, ci corregge un testo piuttosto che ci aiuta in qualche altra cosa, è un'assistenza, sarà un assistente artificioso del chirurgo piuttosto che del professionista di altre Esatto, la capacità di assumere
un numero illimitato di informazioni e di trasmettere queste informazioni, che però necessitano in qualche modo sempre dell'interpretazione da parte dell'operatore. Un pochino come la chirurgia robotica. La chirurgia robotica è semplicemente un effettore, è il chirurgo che esegue l'intervento. È chiaro che alzando l'asticella delle nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale applicato alla chirurgia robotica potremmo ulteriormente migliorarla, ma credo che la funzione umana resta comunque al momento ancora al centro del processo. Quindi non dobbiamo preoccuparci da casa, e avremo sempre il nostro medico che ci segue, il nostro chirurgo che interviene su di noi, magari aiutato da un'intelligenza. Questo è verissimo, se pensiamo soprattutto al lato umanistico della professione medica, al fatto che il paziente ha bisogno di confrontarsi costantemente, ad esempio con lo stesso medico, la famosa continuità assistenziale che a volte si perde. Ecco, la capacità di, come dire, prendere in cura piuttosto che in carico il paziente lungo tutto il suo percorso. È un percorso che parte dalla prevenzione alla diagnosi, alla terapia, accompagnando proprio in questo percorso di cura il nostro paziente in ogni singolo momento. Il cittadino, il paziente deve sentirsi accolto dal sistema in modo tale che quell'alleanza terapeutica che si instaura tra il cittadino, paziente e i professionisti della salute, medici, infermieri, OS, tecnici, amministrativi, non venga mai meno. Effettivamente questa alleanza diventa poi il punto cardine tanto quanto magari la bravura di chi poi interviene sulla persona. Esatto. Parlando di interventi, lei ha citato anche la sua esperienza e la sua decennale attività come cardiochirurgo. Secondo lei i trapianti di cuore oggi sono ancora un'opportunità terapeutica? Allora, per alcuni pazienti sono sicuramente un'opportunità terapeutica. Quando andiamo al trapianto naturalmente possiamo avere una disfunzione ventricolare sinistra isolata o una disfunzione biventricolare. Traduciamolo per chi c'è da casa e non abbiamo segue. due ventricoli, destro e sinistro, di solito Esatto. Andiamo al trapianto perché magari un singolo ventricolo, solitamente il sinistro, è disfunzionante, non funziona bene. Ci sono delle condizioni in cui entrambi i ventricoli sono disfunzionanti. In questo caso, non avendo a disposizione un cuore artificiale totale, ci stiamo lavorando, ma in questo momento non c'è ancora a disposizione un cuore artificiale totale che sia piccolo. Però verrà a raccontarcelo quando sarà pronto. Questo sicuramente, questa è una promessa. Che sia piccolo, silenzioso, che garantisca un'adeguata qualità di vita, il trapianto di cuore resta l'unica soluzione. Nel caso di una disfunzione ventricolare sinistra isolata abbiamo altre armi, come ad esempio i VAD, che è l'acronimo di Ventricular Assist Device, i sistemi di assistenza ventricolare. Perché dico questo? Perché fortunatamente la legge sul casco ha modificato quello che è il profilo clinico dei donatori. Una volta il donatore era un ragazzo giovane che aveva uno stupido incidente motociclistico, batteva il capo sul selciato e andava incontro a morte cerebrale. Oggi, fortunatamente, questo dimostra che una legge dello Stato seriamente applicata modifica quello che sono lo spettro, il panorama sanitario di una nazione, sono stati sostanzialmente azzerati. Quindi il donatore tipo oggi è un nostro coetaneo che muore per emorragia, che va incontro a morte cerebrale per emorragia o ischemia cerebrale. Chiaramente per avere un'emorragia o un'ischemia cerebrale avrà dei fattori di rischio, che possono essere il diabete piuttosto che l'ipertensione, che se non impattano negativamente rene, fegato, polmone, impattano negativamente il cuore. Quindi abbiamo meno cuori da poter trapiantare e cuori di peggior qualità, mi consenta questo termine. Allora, a Padova abbiamo fatto ancora un paio d'anni fa il primo trapianto utilizzando un cuore da donatore a cuore fermo, quindi non a cuore battente. Cosa vuol dire cuore fermo? Perché Allora, uno si immagina, se lo prelevo da una persona che è deceduta, evidentemente sarà fermo. Invece cosa succede? Allora, il concetto di morte è uno solo, che è la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali. Si muore perché c'è la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali. Poi abbiamo due criteri per certificare la morte, che sono il criterio neurologico, che è la morte cerebrale a cui accennavo prima, che è il tipico donatore in morte cerebrale e ha un cuore battente. E poi l'altra modalità di accertamento della morte è la registrazione di un elettrocardiogramma piatto, che in Italia è una registrazione che dura 20 minuti. Nel mondo anglosassone può oscillare tra i 2 e i 5 minuti. Noi certifichiamo che quel paziente è morto non perché il cuore non ha battuto per 20 minuti, ma perché il fatto che ci sia stato un silenzio elettrico del cuore per quei 20 minuti mi attesta che è andato incontro alla morte cerebrale. Ecco, si pensava a livello internazionale, quindi come ricercatore, come italiano sono molto orgoglioso di questo, abbiamo dimostrato al mondo intero che in realtà anche con un fermo di 20 minuti si può, riperfondendo con sangue ossigenato il cuore, farlo ripartire e ripartire con una buona attività meccanica. È una pompa il cuore, quindi con una buona funzione di pompa.
e questo ha permesso di riguadagnare circa un 30% di cuori in più. Tenete conto che da quando abbiamo eseguito il primo trapianto a Padova nel 2024 da donatore a cuore fermo, in Italia ne sono stati eseguiti più di 100, quindi c'è un incremento del 30%. Però, come dicevo prima, non sono ancora sufficienti, quindi ecco perché la ricerca deve sviluppare un cuore artificiale totale che possa essere considerato alternativo al trapianto di cuore, non solamente come un ponte al trapianto, nel senso il paziente sta morendo, impiantiamo un cuore artificiale nell'attesa dell'arrivo di un cuore. In questo caso dovrebbe essere alternativo e sostitutivo del trapianto di cuore. Beh, è sicuramente interessante, un cuore bionico verrebbe da dire. Direi di sì, un cuore che abbia delle caratteristiche particolari. Andiamo su un tema spinoso, se ne parla ormai da decenni, ma se ne è riparlato moltissimo in questi giorni, il nuovo ospedale di Padova. Sappiamo che anche il Presidente Stefani se ne sta interessando, c'è un tema di finanziamenti, c'è un tema di cambio di progetto, anche perché la medicina continua a cambiare in maniera velocissima, soprattutto dopo il Covid ci siamo resi conto di quanto sia importante curare a casa le persone, dove non è necessario per forza portarle in un altro contesto, cioè quello ospedaliero. Ecco, come cambia questo ospedale e ci saranno questi fondi per realizzarlo? Allora, Padova sicuramente, Padova e il Veneto e forse l'Italia necessita di un ospedale di altissimo livello, dove l'insegnamento, quindi la docenza, la famosa triade suggerita dall'università, quindi la docenza, l'insegnamento, la ricerca e l'assistenza trovino completa e compiuta affermazione. C'è un tema, come sottolineava lei, di sostenibilità economica, ma non entriamo in questo. Diciamo che dobbiamo pensare a un ospedale che sarà pronto tra 10 anni e quindi in ambito sanitario dobbiamo riflettere tenendo a mente due principi fondamentali. In sanità, quando voglio pormi un obiettivo, parto dall'obiettivo. Qual è il risultato di outcome, il risultato di obiettivo che mi voglio porre, cioè cosa voglio ottenere? A quel punto, quando ho ben identificato il punto di arrivo, il punto di caduta, devo disegnare il processo che mi porterà al raggiungimento di quell'obiettivo e una volta disegnato il processo vado a stabilire quali sono le risorse economiche che sono necessarie per avviare quel processo che mi porterà a quell'obiettivo. E allora la domanda fondamentale è: qual è il paziente per il quale disegniamo il nuovo ospedale di Padova? Qual è? Questa è la domanda importante. Quali sono le tecnologie che applicheremo? Perché naturalmente dobbiamo essere talmente visionari da riuscire a identificare una struttura che possa poi essere estremamente dinamica ed adattarsi quindi a quelle che saranno le modifiche nelle traiettorie di salute dei prossimi 10 anni. Sì, anche perché effettivamente ci troviamo con una sanità che cambia velocissimamente. Dobbiamo immaginarci la sanità fra 10 anni quale sarà, ma solo perché sarà il giorno 1 del nuovo ospedale. Dopo altri 5 anni sarà cambiata ancora, quindi fra 15 anni chissà che cosa avremo. Il vostro sforzo è immaginarci tutto ciò e dire: bene, facciamo un ospedale che sia all'avanguardia fra 10, 15, 20 anni. Esatto, dobbiamo avere la nostra mente libera da lacci e lacciuoli e quindi pensare in maniera, gli autori anglosassoni dicono disruptive, in maniera completamente libera da concetti attuali, da schemi attuali per riuscire a disegnare l'ospedale del futuro. Se poi penso alla società del futuro, ai pazienti che ci troveremo a trattare nel futuro, ce lo dice la CGIA di Mestre, nei prossimi 15-20 anni i pazienti over 80 aumenteranno del 45% in Regione Veneto. I pazienti sotto i 25 anni scenderanno del 25%, quindi ci troviamo di fronte a un'inversione della piramide sociale e di questo dobbiamo tener conto quando disegniamo i percorsi di salute e un sistema sanitario regionale che possa rispondere a queste sfide. E ce la faremo? Non è che ce la faremo, dobbiamo farcela, perché la domanda di salute è un imperativo e quindi la salute garantita dalla Costituzione è un diritto inalienabile, o meglio, un diritto incomprimibile, e quindi dobbiamo dare delle risposte. Chiudiamo con una domanda più tecnica. Il 30 giugno abbiamo visto il termine per presentare le domande in Europa per il PNRR. Oggi, 1 luglio, partono le case di comunità? Allora, siamo molto soddisfatti perché in realtà siamo riusciti a rispondere a quanto richiesto in merito al Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza per la missione 6, che era la missione salute, e quindi le case di comunità in Veneto partono. Il target era di 91 case di comunità,
per Regione Veneto, dovremmo arrivare a 99, quindi abbiamo superato anche il target imposto dall'Europa, e lo stesso vale anche per gli ospedali di comunità. Quindi la risposta è sì, ma come dicevo prima, naturalmente anche questo è un progetto dinamico in cui riusciamo a riempire di contenuti le nostre case di comunità. E all'interno delle case di comunità ho previsto anche una stanza che si chiama la stanza del cittadino consapevole, perché diventa importante fare educazione sanitaria, stili di vita, piuttosto che prevenzione, screening oncologici e delle malattie cardiovascolari, perché naturalmente la prevenzione non sarà più un lusso, ma diventerà un dovere per noi, proprio per quel sistema sanitario regionale che dovrà affrontare delle sfide legate all'invecchiamento della popolazione. Ogni euro investito in prevenzione cuba circa 14-15 euro risparmiati in cura. Quindi dobbiamo passare da una medicina di reazione, curo la malattia, a una medicina di previsione, anticipo la malattia. Questa è la strada che dobbiamo seguire. E con questo ringraziamo l'assessore della Regione Veneto per la sanità Gino Gerosa, gli diamo ovviamente appuntamento a settembre quando lo inviteremo di nuovo nei nostri studi, chissà magari con in mano un cuore artificiale che ci mostrerà in anteprima. Questa la vedo un po' più dura, ma verrò sicuramente, grazie. Grazie assessore, buon proseguimento ai nostri telespettatori, ci vediamo alla prossima puntata.